Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, Mario Monti ce la farà ad ottenere l'appoggio dalla politica, dai partiti, senza il cui appoggio, ha detto, non posso neanche pensare di accettare questo incarico. Ne parliamo intanto con un leader di partito che ieri ha incontrato Mario Monti nel giro delle consultazioni, Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori. Buongiorno Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, uno dei nodi di Monti è: voglio anche i politici. Adesso, al di là di nomi o non nomi, voi precludete la possibilità che dei politici possano far parte di un eventuale esecutivo Monti? In realtà il candidato premier Monti non è che ha detto voglio i politici al governo, voglio che la politica e soprattutto i gruppi parlamentari possano appoggiare il mio sforzo affinché un governo ci sia che possa rispondere alle esigenze economiche che ci chiede l'Unione Europea e alla ripresa di credibilità delle nostre istituzioni. Per quanto riguarda noi dell'Italia dei Valori, gli abbiamo detto che certamente meglio Monti che Berlusconi al governo per presentarci in Europa, ma che nel merito vogliamo vedere quali provvedimenti pone in essere, perché non è che una coltellata, se te la dà una persona amica, sente un dolore diverso da una coltellata da una persona avversaria. Ma detto questo, noi vogliamo consentire che il governo Monti si installi affinché si passi da questa fase di confusione e si ritorna a una fase di dialogo con l'Unione Europea. Però la prima fiducia sarà sulla composizione, già sulla composizione, cioè se ci fossero dei politici, questo è un problema per l'Italia dei Valori o no? Ma dipende, vede, così come tutti gli economisti, così come tutti i giornalisti, così come tutti i politici non sono tutti uguali, dipende da chi si mette, non lo so, l'ex ministro dell'agricoltura romano era un ministro ed era un politico, ed è un politico. Io personalmente lo vedrei uno schiaffo alla buona creanza, ma per farle un esempio, dipende. Personalmente noi dell'Italia dei Valori, torno a ripetere, riteniamo che sia necessario sapere chi compone la squadra e qual è il programma, in quanto tempo intende realizzarlo. Gliene abbiamo fatto espressa richiesta ieri, lui ci ha detto che in occasione della richiesta di fiducia si esprimerà in modo chiaro e preciso, e noi gli abbiamo detto che con fiduciosa attesa, perché vogliamo che ci sia un governo e che in questo momento, certamente prima di andare alle elezioni, c'è bisogno di una nuova legge elettorale che vorremmo facesse il Parlamento, ma pensiamo che non lo faccia. Per questa ragione abbiamo raccolto le firme del referendum che porterà gli elettori da qui a qualche mese a fare un referendum se vogliono cambiare la legge elettorale. Da qui c'è anche l'idea della fiducia con riserva, cioè voi attendete di capire che cosa vi proporrà Monti nel caso ma noi non è che abbiamo una riserva sulla persona. Monti è una persona per bene, competente, capace, professionalmente attrezzata, su cui anche bisogna eliminare tutte queste figure che, siccome ha fatto il consulente di una certa banca, quindi difende il mondo dei banchieri. Se un avvocato fa il difensore di un assassino, non è che diventa assassino pure l'avvocato. Quindi voglio dire, noi credo che in democrazia si usa così. Primo, quando cade un governo in una situazione normale bisogna tornare alle elezioni affinché siano gli elettori a sceglierlo. Quindi questa idea che diciamo così, l'anomalia sia la nostra richiesta di andare al più presto alle elezioni è una idea un po' diciamo così non corretta. Certamente noi abbiamo fatto questo referendum perché vogliamo che si vada alle elezioni con una nuova legge elettorale. Nel frattempo e nell'emergenza, piuttosto che lasciare un vuoto di governo o un governo ancora in mano al governo Berlusconi, ci auguriamo, anzi certamente già l'idea stessa che un ex commissario europeo che per 10 anni conosce a menadito, poi le dirò una parola che mi ha detto proprio il presidente Napolitano al riguardo, è meglio, anzi glielo dico subito, il presidente Napolitano quando mi ha presentato, siamo andati da lui e ci ha presentato la candidatura di Monti, ha detto testualmente queste parole: vede Di Pietro, se Monti dovesse diventare Presidente del Consiglio, domani mattina so chi va in Europa a parlare con i nostri partner e so che è una persona che conoscono,
che apprezzano, che stimano, e nello stesso tempo Monti sa a chi rivolgersi, perché quel mestiere in Europa l'ha già fatto per 10 anni. Insomma, l'Europa la conosce. Però Monti ha detto un'altra cosa, che è un altro nodo politico importante: voglio rimanere, nel senso, se nasce questo governo, fino al 2013. Cioè questa idea di alcuni partiti che gli vogliono appioppare la data di scadenza come una mozzarella, lei che ne pensa? Ma vede, che Monti voglia avere più tempo possibile per poter portare l'Italia fuori dal guado è comprensibile, ma se dovessimo accettare l'idea a priori che dobbiamo aspettare che rimetta a posto l'Italia, dovremmo nominarlo non senatore a vita ma forse primo ministro a vita. Al di là delle battute, io credo che sia legittima questa sua richiesta, e non vorrei che la battuta adesso passi come comunicazione e non invece la mia affermazione principale. È legittima la sua richiesta, altrettanto legittima, se permette, è la nostra presa di posizione, quella dell'Italia dei Valori, e cioè che posto che l'emergenza durerà non poco, e posto che in un sistema bipolare, in un paese democratico, quando un governo e un Parlamento vengono sfiduciati, sono i cittadini italiani che eleggono un nuovo Parlamento, un nuovo programma, e che non si commissaria il paese, e posto che c'è un referendum che stabilisce una nuova legge elettorale, alla fine del referendum avremmo una legge elettorale diversa dal Parlamento che è stato eletto con una legge elettorale. E a quel punto si può andare a votare, secondo lei? Noi chiediamo che a quel punto ci siano le elezioni. Ma quanto, questo non 6 vuol dire mesi? porre un limite a Monti, vuol dire che il Parlamento si deve impegnare a o cambiare la legge elettorale o a riconoscere che non è più idoneo a rappresentare il popolo, perché c'è un'altra legge elettorale che lo può. Ma lei ha un'idea di tempo, non so, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi? Perché poi guardi, mettere adesso un tempo a priori e dargli una scadenza, una cambiare, mi sembra già di per sé indebolirlo, ma nello stesso tempo prevedere che debba stare fino a quando non metta a posto i conti del paese mi sembra indebolire la democrazia. Io ritengo che alle elezioni si debba andare al più presto, con un governo eletto dal popolo che si assume la responsabilità davanti ai cittadini italiani, che individuano: questo è il programma, questa è la classe politica di cui mi fido. Oggi come oggi, in questo vuoto di governo, di potere, è meglio che ci siano dei tecnici e che inizino la legislatura. Altra cosa totalmente diversa se poi nei singoli provvedimenti gli diamo la fiducia, perché io ritorno a ripetere, sì, ad oggi né lei né io sappiamo qual è il provvedimento che fa Monti. Io gliel'ho detto a Monti. Certo, infatti, per esempio, cosa non dovrebbe fare secondo lei? No, ma lei ha detto alcune cose sono da macelleria sociale, quelle che ci chiede l'Europa. Che certo. cosa? E che cosa non vuole che faccia? Io le dirò di più, a Monti ho detto non tanto ciò che non deve fare, ma ciò che deve fare, perché da forza politica responsabile, che dopo aver mandato a casa il governo Berlusconi, contribuito a mandare a casa il governo Berlusconi, e mi si darà atto che l'Italia dei Valori sotto questo aspetto l'opposizione l'ha fatta dura e pura, oggi vuole ricostruire dalla macerie l'alternativa. Io ho detto la prima cosa che devi fare non è quella di legge, lacrime e sangue, e lui ha già detto che non lo vuol fare, ma devi fare una legge del buon esempio, dove non metti niente che devi chiedere ai cittadini, lo fai anche con decreto legge, ma devi applicare alla casta, alla cricca, alla politica, a tutti coloro che ad oggi non hanno fatto il loro dovere o ad oggi hanno usufruito di privilegi, applicare il rendiconto del danno provocato. Ad esempio eliminare tutte i privilegi che esistono nella politica, eliminare i costi della politica, e applicare un contributo di solidarietà agli scudati fiscali, rilanciare fortissimamente una lotta all'evasione fiscale, eccetera. Cioè, voglio dire, non puoi chiedere al cittadino normale un qualcosa se prima non lo applica. Ma chiesta la politica. Senta Di Pietro, per concludere, vede come cambiano i tempi in 2 giorni. Ha fatto un'intervista, non ha neanche nominato Berlusconi per 10 minuti. Non intento farlo, neanche perché sulla questione del gesto che ha fatto, che lei ha detto non era dell'ombrello, ma no, assolutamente non lo era, e quel giorno è finito il governo Berlusconi. Adesso la politica è cambiata totalmente, tutto, qui non esiste più adesso è la destra, il centro, la sinistra, gli attuali partiti sono già passati alla storia. Chi vuole guardare al futuro deve pensare a come ricostruire il paese. Se continuiamo a dire ma quello ha fatto, ma quello ha detto, ma all'epoca di Berlusconi, ma all'epoca di Prodi e quant'altro, non ne veniamo più da capo. Questo è il dato di fatto, un paese sull'orlo
del default, del fallimento, chi si vuole assumere la responsabilità di ricostruirlo deve farlo. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto già opposizione, oggi vogliamo fare ricostruzione. Ma quindi non teme colpi di coda del Caimano? No. Guardi, questo fa parte della fisiologia della dialettica. Io personalmente credo da questo momento in poi, dopo che ho detto che quello non andava bene, devo cercare di dimostrare che possiamo fare meglio.